Benvenuti alla lezione di ruoli e competenze numero 5. E allora, dopo aver studiato a pagina 79 la ritmica del numero 6, vediamo da questa ritmica come procede e si riallaccia la ritmica del numero 7. Infatti, osservando, ricordo che prevalentemente, a parte il cambio degli accordi, è la ritmica della mano sinistra che in questa fase ci serve per sviluppare il movimento, e quindi osserviamo che in realtà la prima croma del quarto movimento è legata alla semiminima del terzo, e qua invece era sciolta. E quindi vediamo nel dettaglio come contare e suonare gli accordi Do maggiore, Sol maggiore, La minore e Sol maggiore. Quindi vediamo la sinistra, 1, 2, 3 e adesso sul qua non devo suonare come sul numero 6, ma solo sul Tro, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1. Come vedete sul pentagramma, nella terza e quarta misura, l'effetto ritmico è uguale, perché o scriviamo questa figurazione con la semiminima legata a una croma, o scriviamo una semiminima col punto, è uguale perché la croma è la metà della semiminima. Vediamo a mani unite, 1, 2, 3 e 4, 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 senza contare. Lo scopo poi è quello di applicare queste situazioni ritmiche sulle canzoni, su altri giri armonici in effetti. Facciamo un esempio. Abbiamo il ritornello della donna cannone. E con le mani amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole, nel mio cuore ti porterò. Vedete, funziona? Come può funzionare chiaramente anche il numero 4. E con le mani amore, per le mani ti porterò, poi passo al 7. E quindi lo scopo è mischiarli un po'. Chiaramente c'è bisogno di più movimento, dove magari la voce fa meno cose, e quindi si può riempire con questi movimenti ritmici della mano sinistra. Bene, e allora anche per questa lezione di ruoli e competenze è tutto. Vi aspetto alla prossima, dove affronteremo nuovi moduli ritmici. Grazie per avermi seguito, buono studio e buona musica. Ciao!